Euroregione.news. Studiare per lavorare in Medio Friuli, Codroipo al Linussio. Per festeggiare 50 anni di ininterrotta attività editoriale, il Ponte di Codroipo ha organizzato anche un evento conoscitivo tra aziende del territorio e gli studenti degli ultimi anni delle superiori, con la dirigente scolastica del Linussio Ornella Michelizza. Gli studenti di venire a conoscenza delle opportunità di un futuro sbocco lavorativo anche nell'ambito del proprio territorio e diciamo le imprese che hanno accettato oggi l'invito dimostrano appunto di essere delle eccellenze del territorio, per cui effettivamente non è necessario andare lontano per trovare opportunità di lavoro in realtà produttive di alto livello. Tutti gli indirizzi della sede di Codroipo sono stati coinvolti in questa iniziativa, quindi i 2 indirizzi del liceo, l'indirizzo enogastronomico e community online, l'istituto tecnico economico e l'IPSIA. Diciamo tenendo conto che non tutti gli studenti probabilmente sono interessati a trovare un immediato sbocco lavorativo, ma sicuramente le proposte e le informazioni che verranno date dalle imprese consentiranno a tutti di fare delle riflessioni per le loro future scelte lavorative che potrebbero anche prevedere una prosecuzione degli studi e poi una valutazione del settore più congeniale alle proprie aspirazioni e competenze nel quale inserirsi. Sicuramente verrà riproposto per le classi quinte, ma come dicevo oggi appunto nel momento in cui ho accolto le imprese, auspico che questi momenti di incontro possano coinvolgere anche i ragazzi di altre classi del triennio, in maniera tale che non ci si riduca proprio all'ultimo momento a offrire ai ragazzi l'opportunità di acquisire una serie di informazioni per fare le proprie scelte, ma li si possa accompagnare in un percorso meditato, volto a fare delle scelte consapevoli e responsabili e non affrettate. È stato progettato per far conoscere ai ragazzi alcune realtà imprenditoriali del territorio, in modo che i ragazzi possano prendere consapevolezza di quello che viene richiesto al mondo del lavoro e quali competenze sono richieste da un mondo imprenditoriale che per loro in genere è abbastanza nuovo. È vero che i nostri ragazzi tutti quanti stanno seguendo dei percorsi per le competenze trasversali di orientamento, quindi sia a scuola sia anche mediante stage aziendali i ragazzi frequentano un po' anche il mondo del lavoro. Questo è un momento in cui diversi indirizzi di studio, come abbiamo noi qui a Codroipo, possono venire in contatto con diverse realtà imprenditoriali e quindi possono capire come funziona un po' il mondo del lavoro. Alcuni ragazzi, dipende dagli indirizzi di studio, alcuni ragazzi si inseriscono immediatamente nel mondo del lavoro, alcuni ragazzi proseguono gli studi all'università o alcuni ragazzi stanno cominciando a frequentare sempre di più gli ITS, gli istituti tecnici superiori, che sono promossi da varie realtà formative del territorio, quindi le scuole, i centri di formazione professionale, le università e le strutture aziendali del territorio, le organizzazioni professionali del territorio. Quindi è una forma di istruzione terziaria nuova che è più legata al mondo del lavoro.
Potrebbe essere sicuramente riproposta un'iniziativa analoga, non solo su suggerimento della scuola e della preside Michelizza, della dirigente scolastica Michelizza, ma credo sia possibile anche perché le aziende potrebbero avere un interesse a avere uno strumento di unione, di aggancio con le scuole, e perché no, potrebbe essere proprio il ponte a farsi da promotore in questo senso. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news